Un groviglio di lamiere informe schiacciato tra il guardrail e la fiancata del camion, quel che resta dell'auto dove viaggiava Laura Lazzaro, 37enne di Treponti di Teolo, morta questa mattina nell'incidente stradale avvenuto in corso Primo Maggio lungo la tangenziale all'altezza dell'uscita 11 in direzione Padova Est. La donna era alla guida della sua Renault Clio rossa, coinvolta insieme ad altri 4 mezzi in un tamponamento a catena avvenuto intorno alle 8:30. 2 camion, 2 auto e una betoniera, tutti i mezzi viaggiavano in direzione nord quando per causa in corso di accertamento si è verificato il tamponamento. Ad avere la peggio le 2 auto rimaste incastrate tra la betoniera e i mezzi pesanti. Laura Lazzaro è morta sul colpo, hanno stabilito i sanitari del 118 intervenuti sul posto. Vani tutti i tentativi di rianimarla. Ferito in modo serio il 23enne padovano alla guida della Ford Fiesta blu, feriti lievemente invece i 2 autisti dei camion, mentre il conducente della betoniera è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare i feriti dalle lamiere e la polizia locale di Padova per i rilievi. Il tratto della tangenziale è rimasto chiuso per molte ore per consentire le verifiche e poi la rimozione dei mezzi coinvolti. Il traffico è stato deviato verso l'uscita 11. Laura Lazzaro era originaria di Lozzo a Testino ma viveva con il marito e il figlio di 4 anni a Treponti di Teolo. Stava andando a lavoro in uno studio tecnico.